Oggi abbiamo presentato un'iniziativa dell'Associazione Italiana Magistrati, Avvocati, Notai, Ciclisti che propone una riforma del codice della strada che permetta di viaggiare in sicurezza i ciclisti, le cicliste, tutte quelle persone, sono milioni in Italia, che usano normalmente la bicicletta per spostarsi per diporto o anche per andare a lavorare, quindi un mezzo di locomozione che deve essere assolutamente incentivato. È chiaro che il numero di morti che ci sono sulla strada ogni anno, ciclisti investiti dalle automobili, fa pensare e bisogna sicuramente arrivare ad una alternativa. Ci deve essere più educazione, ci deve essere più rispetto e anche pene adeguate per chi non si comporta bene sulle strade. Le strade sono di tutti, anche dei ciclisti, e ognuno farebbe bene a rispettare il ciclista quando lo vede per strada. Ci sono, come in altri paesi europei, dei segnali che invitano oppure obbligano a stare a 1,5 metri dal ciclista quando lo si supera, oppure quando al semaforo i ciclisti hanno il diritto di stare davanti alle macchine per non respirare lo smog delle macchine stesse. Ci sono piccoli accorgimenti del codice che renderebbero la vita del ciclista molto migliore, molto più sicura. Noi chiediamo una modifica sostanziale del codice della strada all'articolo 149, in cui chiediamo che nella modalità del sorpasso di un ciclista l'automobilista tenga un'adeguata distanza di sicurezza idonea affinché il ciclista possa essere superato in tutta tranquillità senza creare ostacoli o turbamento al ciclista, che è di 1,5 metri, 1,5 metri che è già previsto e normato a livello europeo e nella maggior parte degli stati europei, come anche in Giappone o in Australia. E anche la modifica dell'articolo 182 del codice della strada, il quale ora come ora è abbastanza ambiguo, in quanto si può permettere di viaggiare affiancati 2 corridori o nel caso in cui ci sia un minore di anni 10, però è lasciato discrezionalità dell'utente della strada. Questa discrezionalità deve essere tolta e cambiare questo articolo di legge con la possibilità di viaggiare, i ciclisti che possono viaggiare sempre con un numero non superiore a 2 ciclisti. Questo cosa permette? Permette soprattutto al ciclista di essere ben visibile da parte dell'automobilista, in quanto incontra una sagoma ben maggiore rispetto a quello che può essere un unico ciclista, e accorcia anche una fila di corridori ciclisti che viaggiano sulla strada, permettendo anche un agevole sorpasso rispetto a magari una fila lunga di 20 corridori, così come prevede ora come ora il codice della strada articolo 182, che dice che il ciclista fuori dal ciclo urbano deve viaggiare in fila indiana.